Prodotto simbolo del Made in Italy, la Vespa è fieramente condotta dal sindaco di Treviso Giovanni Manildo e tra le esportazioni che più rischiano di finire nell'occhio del ciclone della guerra commerciale quasi innescata con l'Unione Europea del presidente americano Donald Trump. Sì ai prodotti a stelle e strisce dall'industria al cibo, questo in soldoni il nuovo corso USA con l'imposizione di dazi doganali, ma ad alcuni prodotti è difficile rinunciare. Gli americani non potranno rinunciare alla Vespa anche se sarà appesantita da un dazio, che vedo che sono scelte economiche che francamente non capisco, quelle di questo protezionismo fuori tempo da parte di Trump. Il Made in Italy è qualcosa che piace tantissimo nel mondo e tassarlo con un dazio è assolutamente una misura sbagliata. Tant'è, secondo i dati diffusi dalla CGIA di Mestre, il rischio per il Veneto è altissimo per settori strategici come i macchinari, l'occhialeria, le bevande, l'acqua pellegrino, le calzature, i mobili, con gli Stati Uniti, terzo paese di destinazione dell'export della nostra regione. Il Veneto esporta all'incirca quasi 5 miliardi, per l'esattezza 4 miliardi e 8. Per la provincia di Treviso sono 760 milioni all'anno e per la provincia di Belluno sono 961 milioni. Il 90% degli occhiali prodotti a Belluno finisce negli Stati Uniti, aggiunge preoccupato Pozza, pronto a discutere di questa nuova emergenza con il ministro degli esteri Alfano, atteso a Treviso il prossimo 12 aprile. E intanto sulla Vespa scherza, ma non troppo, il sindaco Manildo. La Vespa è una fede, quindi ci sono molti che come me anche in America la prenderebbero.